ad andatura da tappa di trasferimento, forse pensando alla terribile tappa di domani, con arrivo in quota ai 2130 metri del Gran Sasso d'Italia, Gran Premio della Montagna Campo Imperatore. Su questa salita estremamente lunga e difficile il Giro d'Italia dovrebbe dare il primo scossone. Gli uomini che puntano al successo ormai non possono più nascondersi tra le pieghe del gruppo. Domani vedremo chi ha veramente intenzione di fare la corsa. Splendida immagine del Colosseo, ripetiamo, siamo proprio nel centro storico di Roma, gruppo all'inseguimento di Phil Anderson con questa situazione. Phil Anderson con una manciata di secondi nei confronti di Schmil, il sovietico, e di Bruschi. Poi il gruppo compatto, eccolo in fondo al rettilineo, gruppo compatto, strada bagnata, si portano sulla destra. Vediamo che Vincenzo Torriani ha il suo da fare per far sì che tutto sia in ordine. Cipollini e Freuler, testa a testa. Poi vediamo il campione del mondo Konishev, poi ecco Dagotto, Lauritze, Rominger, poi vediamo la maglia bianca Rocchi, ecco che arriva il campione statunitense Keifel. Poi Amadori, si informano su come sono andate le cose in testa al gruppo, ecco che arrivano